La storica lotta di Venezia contro le pandemie non venne condotta solo sul fronte esterno. Venezia infatti è famosa per aver inventato il primo lazzaretto della storia, per aver creato un osservatorio internazionale che rilevava i focolai epidemici nei vari altri paesi, sospendendo i rapporti commerciali con i paesi appestati oppure sospetti. Quindi Venezia, in questo suo arcipelago e nella sua laguna, che costituiva un po' la sicurezza uterina della Repubblica, perché era lontana dalla terraferma, pur essendo vicina e intrattenendo traffici fluviali con la terraferma, e era lontana dai porti mediterranei perché le isole litoranee la tutelavano e la riparavano dal Mediterraneo. Bene, Venezia in questa sua pace uterina però non crea solo una strategia di prevenzione dei focolai esterni, con il primo lazzaretto appunto nel 1423, col secondo lazzaretto nel 1468, ma istituisce il Magistrato alla Sanità nel 1486, Magistrato della Repubblica che diventerà poi stabile solo dal 1489. Questo magistrato sarà costituito da 3 provveditori eletti dal corpo del Senato, però nel 1537 questi 3 provveditori saranno nominati invece dal Maggior Consiglio. Una lotta di potere nel 1537 ormai, questo magistrato che non era agognato da nessun patrizio veneziano perché era in prima linea sul fronte della lotta alla peste, bene, diventa invece fornito da un ufficio importante e comincia ad accrescere il suo potere. E osservate, questa magistratura che sarà così nodale nella strategia politica internazionale della Repubblica di Venezia, durava in carica solo 12 mesi. Perché solo 12 mesi e solo a metà Settecento, 1745, il periodo sarà prolungato a 16 mesi? Perché i veneziani sapevano che del potere ci si innamora e dunque nei ruoli apicali di grande potere non dovevano stare molto tempo i patrizi. Dovevano avere delle cariche transitorie, ovviamente erano patrizi che appartenevano prima al Senato e poi al Maggior Consiglio, quindi dovevano affrontare quelle che erano le questioni fondamentali anche di sanità, approvare le parti importanti. Ma chi garantiva continuità era l'ufficio. Ecco perché è importante capire che la burocrazia veneziana, anche nel caso del Magistrato alla Sanità, sarà fondamentale per il buon governo di una strategia che metta a punto una lotta efficace contro un nemico come la peste, ma come altre pandemie di cui parleremo oggi, che è un nemico invisibile. Non avevano laboratori, vedevano solo e potevano solo verificare la morbilità e la letalità di questi morbi, cioè quanto erano infettivi, con che velocità si diffondevano queste malattie e qual era la percentuale di morti in rapporto al numero degli ammalati, quindi la letalità, che ancora oggi è il dato più significativo che fa rilevare appunto la portata e la virulenza di una pandemia. Nel 1545 il Magistrato alla Sanità ha un potere enorme, perché può comandare a tutti i capitani di tutti i magistrati, anche nei domini, eccetto ovviamente a quelli del Consiglio dei 10. Nel 1556 saranno eletti anche 2 sopraprovveditori dal Senato. Questi 2 sopraprovveditori dureranno in carica 6 mesi. Vedete, nel
1556, quindi circa 20 anni dopo che la nomina è passata al Maggior Consiglio. Qui ci sono varie dispute, vari contrasti di potere fra i due massimi organi del governo veneziano. Questa volta i due sopravveditori, che verranno eletti solo nei periodi di emergenza e che inizialmente restano in carica solo 6 mesi, ecco che vengono eletti dal Senato, quindi affiancati ai tre provveditori stabili scusate la papera, quindi vengono eletti e affiancati ai 3 provveditori stabili che sono espressione del Maggior Consiglio, espressi dal Maggior Consiglio, saranno invece eletti dal Senato e poi diventeranno anch'essi stabili dopo la peste del 1630. Tempo di carica circa 6 mesi. Ma cosa interessante, in occasione dell'emergenza del Friuli, cioè di una grande peste in Friuli del 1598, si sente l'esigenza di eleggere anche un terzo provveditore generale, cioè una terza figura istituzionale rispetto ai primi due, che sia un provveditore generale su vaste aree. In quel caso fu l'area del Friuli e fu eletto Niccolò Donà. Bene, poi reiteratamente in casi di emergenza, ecco che venne rinnovata anche questa carica. Quindi già cominciamo a avere un'articolazione piuttosto complessa di questo magistrato alla sanità che, vi ricorderò all'inizio, era un incarico che nessuno amava prendersi, tant'è che erano stati emessi 2000 ducati di multa per i patrizi che si sottraessero a questa carica. Che cosa fece inizialmente il magistrato alla sanità? Si ritrovò già a gestire 2 lazzaretti che erano già esistenti, erano già stati fatti, uno per gli appestati, l'altro per i sospetti o per chi era guarito dalla peste. Quindi gestì lo smistamento, l'ordinato smistamento nelle emergenze e prima per prevenire le emergenze di questi gruppi di malati e di sospetti. Quindi monitorò il Mediterraneo e quindi cercò di fare in modo che il cordone sanitario stretto attorno a Venezia fosse veramente efficace. Ecco quindi in tutto il Golfo di Venezia creare altri lazzaretti per moltiplicare i tempi e gli spazi che dividessero la città dai porti sospetti. Vediamo quindi le barche di armati che a sinistra in alto che sorvegliavano la laguna e che quindi erano pronti ad uccidere e ad intervenire con la forza contro coloro che cercassero di violare l'isolamento duro dei lazzaretti, sotto una patente di sanità, ma di questo vi ho già parlato nelle altre lezioni del corso, che erano i documenti di viaggio che attestavano la provenienza e quindi garantivano la tracciabilità delle navi, delle merci, dei passeggeri. Ma qui si apre un nuovo capitolo, quest'oggi, della politica del magistrato alla sanità, e cioè quello della osservazione della situazione interna, il monitoraggio costante della popolazione veneziana e dei focolai. Perché? Perché salus populi suprema lex esto. La salute del popolo deve essere la legge suprema. Il primo fine e la prima mission del magistrato è quella di tutelare la salute del popolo veneziano, anche perché è quello che garantisce poi lo sviluppo e la crescita economica e la sopravvivenza del sistema del repubblicano veneziano. Qual è quindi la prima misura che si adotta? La rilevazione dei morti. Durante la peste del 1478 furono i signori di notte, una magistratura che sorvegliava più che altro quello che era la pace e la serenità di Venezia, quindi rilevava i dati sulla mortalità, ma soprattutto cercando di verificare quali fossero le morti violente, aprendo anche delle inchieste e quindi vegliava sulla quiete pubblica e raccoglieva i dati sulla mortalità fornendoli al magistrato Al-Sal che gestiva anche i lazzaretti.
Per esempio, nel 1478 i signori di notte ci forniscono il dato complessivo del numero dei morti fra maggio e dicembre, 12.573 persone. La peste, vedete, era rapida e soprattutto implacabile nel falcidiare la popolazione. Dal 1486, cioè dall'anno in cui si istituì il magistrato della sanità, ecco che iniziò invece un monitoraggio sistematico della mortalità, ma anche della morbilità e della letalità. Come fecero i provveditori alla sanità? Semplice, anziché usare una magistratura come i signori di notte, che non era esperta, che era radicata nel territorio, ma era eletta, era un corpo estraneo ai cittadini, bene, si usarono i piovani. I piovani erano eletti dai cittadini, rappresentavano il clero, gestivano le parrocchie, la loro parola era una parola che veniva seguita perché era una parola di fede, di religione, ma potevano svolgere la funzione di osservatori sanitari. Perché? Perché i piovani erano a contatto con piccole aree di territorio, cioè con appunto le contrade o parrocchie, a Venezia più o meno coincidono con le insule, e quindi erano degli osservatori ideali, anche perché nelle chiese si svolgevano i momenti chiave della vita dei cristiani. La nascita, il matrimonio, la morte erano scanditi dalla liturgia e quindi passavano per la chiesa e il piovano assisteva anche i malati. Quindi chi più adatto di lui a denunciare i casi di peste, anche sotto la denuncia di una sanzione di 50 lire di multa e 6 mesi di prigione se non lo faceva. Per cui il piovano nel 1504 fu costretto anche a visitare giornalmente gli ammalati e a tenere un registro ogni sabato. Veniva portato questo registro all'ufficio di sanità. Non solo, ma i funerali venivano celebrati nelle chiese, ma venne ordinato che potessero far seppellire i morti solo con la licenza del magistrato. Questo per evitare che dei casi di sospetta peste potessero diventare dei focolai di contagio. E nel 1523, ecco il passo successivo, per il controllo completo del territorio, si ordinò che i piovani dessero in nota tutti i forestieri ospitati dai loro parrocchiani. Quindi il primo passo fu la rilevazione degli appestati, il secondo la segnalazione degli ammalati e il terzo, vedete in poco più di 30 anni, anche il controllo di tutti coloro che entravano in città, soprattutto se ospitati dai parrocchiani, perché in realtà gli alberghi, le osterie e gli altri luoghi venivano controllati direttamente dai provveditori della sanità. E questa rilevazione così attenta e questo passaggio di dati all'ufficio di sanità, ecco che ci ha consegnato dei registri che sono preziosi per noi, dei registri con pochissime lacune, in cui mensilmente, settimanalmente, poi mensilmente e poi annualmente si annotavano tutti i decessi. In questi registri, ecco che vediamo per esempio questo è della peste del 1576, che è un registro fittissimo e che ovviamente registra numerosissime morti. Questo invece è un registro che fa parte, è settecentesco, fa parte ormai di una quotidianità liberata dalla peste, in cui addirittura lo scrivano si diletta nel chiosare a margine con dei disegni le morti particolari, ad esempio la morte per annegamento di questo poverino che era andato a nuotare nel canale di Sant'Elena. Ma la cosa importante era anche la comunicazione a tutto il popolo e la
il fatto di contemplare delle condanne esemplari e di premiando quindi le denunce segrete. In altri termini, se in città o in contrada scoppiavano delle malattie sospette che non erano denunciate, ecco che i cittadini erano invitati a essere essi stessi i denuncianti, e per fare questo si posero sui muri della città varie bocche di denunce segrete, cioè denunce che venivano firmate e perché si dichiarava e si garantiva che il denunciante sarebbe rimasto segreto, ma potevano esserci anche delle denunce orbe, cioè delle denunce non firmate, che allora venivano prese meno in considerazione o comunque si verificava attentamente la veridicità di quelle denunce. Questo era importante non tanto per i malati e per i morti, attenzione che erano denunciati dai piovani con quelle sanzioni che vi ho detto, ma erano importanti soprattutto per gli stranieri che arrivavano in città e che potevano essere veicoli di contagio. Quindi questo tipo di denuncia valeva proprio per il controllo del territorio dall'immigrazione in particolare. E nel mirino, nel centro dell'osservazione del magistrato, caddero gli affitaletti. Venezia, dalla fine del 400 e poi nei secoli seguenti, fu un porto di mare, ma fu anche una grande metropoli, 150.000, 120.000, molti abitanti. Fu il centro dell'editoria, il centro dello smistamento di merci preziose, le spezie, la teriaca e così via. E quindi vi era un confluire di moltissimi mercanti, di moltissimi viaggiatori, ma era anche un luogo di attrazione di lestofanti, di persone che cercavano la sopravvivenza vivendo di espedienti, oppure di poveri che si avvicinavano alla città in epoche di carestia o in epoche di guerra, in cui non avevano di che sopravvivere altrove e quindi si riversavano su una metropoli sperando di poter avere, almeno godere della carità cristiana. E dove andavano a dormire questi stranieri? Perché la città provvedeva ai suoi figli, ai suoi cittadini, aveva gli ospizi, aveva vari sistemi di assistenza che però provvedevano a quella che era una minoranza o comunque una fetta di popolazione che aveva bisogno di sopravvivere. Ma invece questi stranieri che si riversavano sulla città, dove andavano a dormire? Prendevano in affitto dei letti in case promiscue e in luoghi in cui si cercavano di sfruttarli al massimo. Per cui nel 1490, è appena sorto il magistrato alla sanità, ecco che ordina che non possano alloggiare più di 4 persone per casa. Si affittano i letti, tante volte si stanno in più persone in un letto, magari di giorno o di notte si va a mendicare per poter recuperare questi denari. E il problema si fa grossissimo per quanto riguarda le fanciulle. Le fanciulle che tante volte affittano dei letti da vecchie e sgamate signore, le quali le fanno indebitare, poi le ricattano e le avviano alla prostituzione. E quindi vediamo che nel 1523 le leggi si inaspriscono, sono sempre leggi emanate dal magistrato alla sanità. Solo con licenza del magistrato si possono affittare i letti, pena la frusta da Rialto a San Marco e il bando. Noi troviamo continuamente questo tipo di leggi. Si potrà pensare che le leggi di una volta fossero un po' come le leggi di oggi, magari poco applicate, ma erano più applicate per il semplice fatto che l'ufficio di sanità emanava attraverso delle terminazioni, delle indicazioni per procedere operativamente nel tessuto. Quindi vi erano delle parti che erano emesse dagli organi competenti, approvate dal Maggior Consiglio o dal Senato,
venivano applicate però dal magistrato alla sanità, e quindi tutte queste norme le troviamo nelle terminazioni del magistrato, che riuniva in sé il potere non tanto giudiziario, ma quanto il potere esecutivo e anche il potere di adattare queste norme alla realtà. Quindi dobbiamo pensare che l'imposizione delle norme veniva effettivamente applicata. Ma soprattutto vediamo ancora nel 1541 vietato dar alloggio a massare. Come vi dicevo, si vieta di accogliere delle donne perché si teme che vengano avviate alla prostituzione non nei luoghi propri. Venezia aveva istituito dei luoghi in cui si potevano esercitare il mestiere più vecchio del mondo. E ancora, vietato alloggiare mendicanti forestieri, eccetto quelli col bollettino del magistrato. Il magistrato della sanità, infatti, comincia dal 1528 a produrre delle licenze di mendicità per distinguere fra tutta quella folla di diseredati che vagavano per la città a chiedere la carità, a chiedere un sostegno, a chiedere l'elemosina. Bene, decisero di emettere un bollettone con il segno del San Marco che garantisse, certificasse la necessità e soprattutto il fatto che quella persona che portava quel bollettone era degna di ricevere la carità cristiana. Un altro divieto alla fine del Novecento è perentorio. È vietato alloggiare persone senza aver dato comunicazione al magistrato, pena 5 anni di galera per gli uomini e per le donne il taglio del naso e delle orecchie e 18 mesi di prigione. Quindi per le donne la cosa era molto più dura. Dopo la peste del 1630 si fissano addirittura i numeri massimi. Si affittino i letti solo a mendicanti muniti del bollo di San Marco, quindi del permesso, legittimati a mendicare, e in camere con non più di 2 letti, 2 persone per letto, e con la minaccia di incendiare i letti per chi affitta agli stranieri senza licenza. E qui cominciamo ad aprire il capitolo molto importante del controllo della immigrazione nella città di Venezia. Cos'era successo perché l'immigrazione fosse così entrata nell'obiettivo del magistrato alla sanità? Ma nel 1490 il magistrato alla sanità aveva cercato di affrontare il problema alla radice. Troppe persone si imbarcavano in conterminazione lagunare, arrivavano dalla terraferma e sbarcavano a Venezia. Quindi, per contrastare gli sbarchi degli immigrati, si fece divieto ai barcaioli di Mestre, di Fusina e di tutti gli altri traghetti attivi sulla conterminazione lagunare di trasportare in città poveri e birbanti. Ovviamente i mercanti o i pellegrini, tutte le persone munite di certificati di sanità li potevano trasportare. Quelli portavano la ricchezza, quelli portavano il lavoro a Venezia, ma i birbanti forestieri no. Quindi, siccome il fenomeno continuava degli sbarchi, per colpire i trasgressori, il magistrato ordinò che i palattieri, quelli che facevano la guardia ai pali degli ormeggi, cioè agli ormeggiatori, dovessero informare i barcaioli di terraferma, ma anche dalla parte degli approdi verso Venezia, che vi era questo divieto, e costrinsero i palattieri, pena sanzioni, a denunciare all'ufficio di sanità quei barcaioli che trasgredivano questo comando. La situazione peggiorò quando Carlo VIII di Valois scese in Italia per rivendicare il Regno di Napoli e
portò a seguito un'armata di mercenari e di birbanti oltramontani che alla fine della sua spedizione erano pronti a riversarsi sulla ricca Venezia per vivere di espedienti. Quindi i provveditori della sanità reiterarono le proibizioni ai barcaioli della terraferma, contemplando la pena di 100 lire di multa e soprattutto l'incendio delle loro barche. Dobbiamo soffermarci su questo episodio che sconvolse tutta l'Italia. Vi dicevo, Carlo VIII di Valois varca il confine italiano il 1 settembre 1494. Si ferma a Roma, dove c'è Papa Borgia che lo accoglie fra i festeggiamenti, manda avanti le sue truppe che arrivano a Napoli senza colpo ferire. Il 22 febbraio 1495. E lì, truppe francesi, truppe spagnole, prostitute napoletane, scoppia un morbo che fu avvertito come una pandemia. In realtà non è un morbo epidemico vero e proprio, è il mal francese, cioè la sifilide. La promiscuità fra le prostitute napoletane, quelle al seguito delle truppe di Carlo VIII e le truppe spagnole, fece attivare un crogiolo che sembrava quasi epidemico di sifilide. Un morbo che è un morbo venereo, non è un morbo come la peste che si trasmette anche senza un vettore di infezione. Se non che, mentre stavano gozzovigliando tutte queste truppe a Napoli, ecco che arriva la notizia che arrivano gli spagnoli per liberarla. Quindi in fretta e furia Carlo VIII prende le sue truppe e risale velocemente l'Italia giusto per essere bloccato dalle truppe o da quei paesi che lo avevano prima accolto, perfino lo Stato Pontificio, ma anche i veneziani. E a Fornovo c'è una battaglia sul fiume Taro nel 6 luglio 1495. Da questa battaglia sembra che si diffonda la sifilide in tutto il nord Italia. Così ce lo racconta infatti Marin Sanudo. Che cos'è questo morbo e come lo si identificava? Era facile identificarlo perché la prima comparsa del primo sintomo corrispondeva con il sifiloma primario, cioè con una grossa ulcera proprio vicino ai genitali. La localizzazione sembrava non lasciare dubbi, era una malattia, uno spurzissimo un male sporchissimo che aveva origine sessuale. Quindi, identificato sommariamente l'origine, ecco perché nessun popolo accetta di riconoscere e di riconoscere la paternità. Quindi viene definita la sifilide mal de Naples dai francesi, mal francese dagli italiani, mal dei cristiani dagli orientali, male spagnolo dai portoghesi, mal dei portoghesi dagli asiatici, mal dei turchi dai persiani, mal dei tedeschi dai polacchi e dei polacchi dai moscoviti. Quindi ogni popolazione ne attribuisce l'origine al vicino. Fra l'altro è una malattia che deriva dal treponema pallidum, cioè una spirocchetta che si comunica per via venerea, attraverso il contatto sessuale, e è una malattia che immediatamente dà questi sintomi anche abbastanza così spurzissimi, come dice il Sanudo, vicino ai genitali, questa ulcera purulenta, poi scompare, poi ricompare e si riacutizza dopo mesi, forse anche dopo anni, e poi in lungo decorso ecco che finisce con la fase delle gomme, cioè dei tumori che si verificano all'interno del corpo e se si localizzano al cervello possono anche creare e indurre la pazzia. Nietzsche, ad esempio, era morto sifilitico proprio per delle gomme al cervello. Anche in questo caso, come nel caso della peste, non vi furono grandi rimedi, o meglio si usarono per
i primi sifilomi, i cauteri, la cauterizzazione dolorosissima ma poco risolutiva, oppure si usò il mercurio, delle unzioni mercuriali, si poteva morire di avvelenamento del mercurio, ma poi venne anche utilizzato un rimedio di importazione dall'America, cioè il guaiaco o legno santo. Il legno santo che veniva usato per fare degli infusi che erano altamente diuretici e sudoriferi. E questo si ritenne fosse una grande panacea. Ovviamente si ricorreva sempre a dei rimedi, come per altre patologie, che dessero l'idea del purificare il corpo, e in realtà lo debilitavano ancora di più. La sifilide divenne la malattia professionale delle prostitute e di chi le frequentava. Divenne la malattia professionale delle soldatesche. Non dimentichiamo che nel campo di battaglia, nel corpo a corpo, quell'abbraccio per la vita poteva diventare un abbraccio per la morte, perché il sangue si mischiava e quindi il malato faceva passare la malattia al vincitore o anche che poi ritornava a casa e lo portava alla sposa affettuosa che lo aspettava dal rientro della guerra. Ecco perché la sifilide si diffuse così a macchia d'olio, perché man mano che le truppe tornavano nelle case dalle affettuose mogli, ecco che il male si diffondeva non più e non solo alle prostitute, ma anche ai focolai domestici, nei focolai domestici. A Venezia vi era stata una municipalizzazione della lussuria, cioè si erano organizzate le prostitute, era riconosciuta la prostituzione come un mestiere importante in una città di mare. Per esempio nel 1358, proprio per la moltitudine delle persone che entravano e uscivano dalla città nostra, cioè moltitudine intrantium et exeuntium civitatem nostram, cioè di tutta questa folla di mercanti, di persone ricche, agiate, che avevano bisogno di servizi di ogni genere, che avevano bisogno di acquistare e quindi avevano necessità anche di godere, di usufruire di un'offerta di piacere, e quindi si decide che ci sia un locum habilem pro habitationem peccatricium, cioè un luogo adatto perché le peccatrici possano esercitare il loro mestiere, offrire questo servizio ai clienti. E nel 1360 sorge a Venezia, nel cuore della città, vicino al mercato di Rialto dove si fanno gli affari, dove ci sono le locande, ecco che sorge il Castelletto, cioè un luogo nelle case dei Venier e dei Morosini a Rialto, dove meretrices che sono del tutto necessarie in questa terra possano frequentare, ma al sicuro riparo dai lenoni o dalle ruffiane che cercano di sfruttarle, possano essere protette da pubblici ufficiali che garantiscono dei prezzi che siano dei prezzi calmierati per le stanze, per l'affitto delle stanze, e che quindi non le mettano in condizione di essere sfruttate. Ecco perché la condanna così dura per le donne che invece davano in affitto ovviamente ad altre donne, avviandole alla prostituzione, al di fuori però delle regole stabilite dalla Repubblica. In realtà il primo castelletto poi sarà chiuso e ce ne sarà un secondo sempre nella stessa zona nel 1460, regolato da delle norme che disciplinano la sicurezza delle meretrici, ma anche un certo controllo sociale sugli avventori e anche per garantire la pace sociale della zona. Ecco, vediamo dove sorse il primo castelletto e l'itinerario che portava dal centro del potere, cioè dalla San Marco, attraverso la Calle del Buso, che altro non era che la metafora dell'organo femminile, tutti i possibili clienti nel centro, nel cuore dell'esercizio del piacere.
Queste sono le due immagini della ruffiana con il suo mantello giallo e della meretrice. Il giallo era il colore che doveva contraddistinguere le prostitute e il tipo di mestiere. Nel variegato mondo medievale, ecco che i colori erano fondamentali, come quella acconciatura con le due corna che doveva contrassegnare l'esercizio della prostituzione. In realtà poi fu usata dalle cortigiane veneziane come promozione della loro arte d'amare. L'esercizio del piacere non fu contenuto solo a Rialto. Nel corso del 400 vi furono altre case e praticamente si diramò la presenza delle cortigiane in gran parte del territorio veneziano, per esempio intorno a Calle della Mandola o a San Samuele, ma anche vicino a Bocca di Piazza. E ci fu veramente una fetta di mercato molto importante, non solo di un mercato basso e volgare, ma proprio di una cultura del piacere che poi approdò non solo alla moda, ma anche alla poesia, ma anche alla musica. Le cortigiane divennero delle signore dell'amore in un periodo umanistico rinascimentale che valorizzò il corpo non più come guscio e gabbia dell'anima, ma come sede di ineffabili piaceri. Ecco quindi Gaspara Stampa, ecco quindi Veronica Franco, ma ovviamente tutte queste donne erano esposte al rischio della sifilide. Quindi la sifilide divenne oggetto degli interventi del Magistrato della Sanità e nel 1539 venne riconosciuta la sua competenza sulle prostitute e soprattutto sulle basse prostitute che si erano riversate per le varie congiunture belliche, per le varie carestie su Venezia. Molte donne non avevano altro che il loro corpo e quindi era aumentata a dismisura la prostituzione. E quindi nel 1539 è il Consiglio dei 10 che ordina al magistrato, lo sollecita, a cacciare tutte le meretrici giunte negli ultimi 2 anni. Non deve cacciare quelle che ormai sono radicate, che ormai sono organiche alla gestione dell'immagine di Venezia. 1539 siamo in pieno Rinascimento, deve cacciare solo le meretrici forestiere. Perché? Perché ha avuto efficacia l'operazione del Magistrato alla Sanità che ha cacciato i poveri, ne ha cacciati 4.000, 6.000. I poveri che si erano riversati a Venezia erano già stati cacciati. Il Magistrato alla Sanità aveva mostrato grande abilità in questo tipo di operazione e quindi il Consiglio dei 10 gli affida anche questa materia. La materia dei poveri era stata affidata nel 1528 al Magistrato della Sanità, bene, dal 39 ecco che estende la sua competenza anche al mercato del piacere. E quindi si creano, grazie inizialmente alla donazione di 3 patrizie, l'ospedale degli incurabili, un luogo cioè dove possano essere curate le povere sifilitiche. L'idea era stata già applicata anche in altre città come Roma e come Bologna e ovviamente a Venezia viene applicata in maniera originale, si estende sempre di più l'ospedale degli incurabili e si ordina che tutti quelli che sono colpiti dal mal francese debbano farsi ricoverare oppure vengano cacciati e fustigati. E in questa metà del Cinquecento c'è una figura importante dell'Università di Padova, un veronese, un medico, Girolamo Fracastoro. Vive fra il 1478 e il 1553 ed è un geniale interprete scientifico delle esigenze dei mercanti veneziani. I mercanti veneziani hanno bisogno non di sapere
le origini dei mali come la peste o come la sifilide. Non hanno bisogno di avere delle cure che tanto si sa che si sapeva benissimo che non sortivano nessun effetto. Anzi, i poveri forse erano messi più a riparo dalle aggressioni terapeutiche inutili che non i ricchi che erano sottoposti alle vessazioni di medici e chirurghi che li trattavano in maniera cruenta e in maniera anche perniciosa. Geronimo Fracastoro cerca di capire come si sviluppa il contagio. Cerca di capire perché su 3 persone che hanno contatto con degli appestati, 2 si ammalano e 1 no. E allora formula una teoria che è una teoria che ancora è valida, ovviamente con gli strumenti di allora, cioè la teoria della simpatia o dell'antipatia delle cose. De simpatia et antipatia rerum, scrive nel 1546. Cioè, alcune persone si ammalano perché fra il vettore o la fonte del contagio e loro vi è un'attrazione, vi è una disposizione, diremmo oggi. Ecco quindi che questo nuovo modo di affrontare il tema del contagio, non quello che era stato adottato dai vari medici saccenti, gli influssi di Saturno o le varie cause, l'eziologia, che non avevano sortito nulla, ma è un modo pragmatico, soprattutto perché poi in un secondo libro, De Contagione et Contagiosis Morbis et Eorum Curatione, lui teorizza che vi siano dei seminaria, cioè degli agenti patogeni microscopici che passano da un corpo all'altro. Ecco quindi che questa teoria scientifica, che matura all'Università di Padova, in questo veronese, non fa altro che sostenere quella strategia mercantile che è quella dell'isolamento, dell'allontanamento, della tracciabilità, dei lazzaretti. Quindi questo tipo di teoria scientifica va sull'onda di quella che era stata l'intuizione dei veneziani, non solo, ma la convalida dal punto di vista scientifico. Ecco quindi che ancor più nel corso del Cinquecento si va cercando di realizzare l'isolamento e il distacco dalle fonti di contagio e soprattutto si cerca di costringere, di individuare immediatamente, di contenere i focolai di infezione. Ma ci sono altri 2 eventi bellici proprio all'inizio del Cinquecento: la sconfitta di Agnadello, che per Venezia costituirà uno smacco incredibile, tutti contro di lei, e quindi cercherà di risollevarsi e adotterà dei sistemi tali per cui si riprenderà, ma vi è poi il sacco di Roma che produce ulteriori immigrazioni nei confronti dei territori della Serenissima e anche proprio di Venezia. Ci sarà una carestia generalizzata nel 1528 e tutto questo comporterà l'accrescimento anche del potere del magistrato, perché la crisi si riverserà nel 1528 proprio a Venezia, con torme di mendicanti arrivati dalla terraferma, dal resto della regione, e quindi si cercherà di attuare quelle strategie che già erano state messe in atto nel 1498 e nel 1511 con le cacciate dei mendicanti forestieri. Perché? Perché uno Stato cristiano deve provvedere ai suoi mendicanti, ma non può farsi carico dei mendicanti degli altri paesi, perché l'etica cristiana ordina di assistere i propri poveri, ma non quelli degli altri, perché altrimenti si rischia di non assistere più nessuno, di non poter assistere più nessuno. Ecco perché nel 1528, nel termine di 3 giorni, vengono cacciati i forestieri, circa 4.000 forestieri, poveri forestieri, e frustati se recalcitranti, cioè se ritornano o se non vogliono andarsene.
Ma cosa interessante è che in questo anno clou del 1528 si stabilisce che molti giovani vagabondi, erano soprattutto giovani che non potevano andare nelle arti, non avevano un mestiere. C'è la preoccupazione per molti chioggiotti, per esempio, erano molto poveri chioggiotti, e quindi avevano questi ragazzi molto giovani, sotto i 16 anni, i quali andavano vagabondando e rischiavano di delinquere. E allora li si imbarcano come mozzi sulle navi. Vengono imbarcati perché apprendano il mestiere della marineria, e si ordina che tutte le navi che salpano dalla città di Venezia debbano prendere un certo numero di mozzi, che è adeguato al numero dell'equipaggio e alla stazza della nave, e sarà il magistrato alla sanità, un provveditore che sarà provveditore ai mozzi, che si farà carico di avere dei registri con tutti i nomi dei mozzi, e ogni volta che poi quell'equipaggio, quella nave rientra in porto, dovrà controllare che il mozzo ci sia ancora, non sia stato venduto come schiavo ad esempio, che non sia stato trattato male, che sia stato avviato alla professione. Quindi vedete, è questo un provvedimento sotto un certo punto di vista repressivo, ma che tende alla riabilitazione. E nel 1545, poiché queste misure non potevano essere applicate solo a Venezia e non nella terraferma, perché le cacciate dei mendicanti ovviamente non potevano fermarsi ai confini della laguna, ma dovevano verificare che poi gli altri paesi o li cacciassero o li respingessero fino ai loro paesi di origine, oppure comunque lì se ne facessero carico. E quindi si ordina che il Senato ordina che tutti i capitani, ufficiali e ministri di qualsiasi magistrato, eccetto ovviamente il Consiglio dei 10, debbano obbedire al magistrato della sanità in materia di poveri, pena la privazione dell'incarico e altre pene più gravi, detentive o pecuniarie. Quindi il magistrato a questo punto, a metà del Cinquecento, ha un enorme potere. E vorrei ritornare però su questo punto dei mozzi, perché si dice apertamente che bisogna che il provveditore ai mozzi si preoccupi che questi giovani siano allevati alla marinarezza idonea per sbarbicar piante nocive. Cioè questa funzione del magistrato, del provveditore ai mozzi, è proprio quella di fare in modo che vengano sradicate le piante nocive, cioè i giovani delinquenti vengano distratti da questa loro inevitabile fine e divengano invece buoni marinai al servizio della Repubblica. A metà del Cinquecento vi era stato un altro evento importante. Cristoforo Canal, che è uno dei grandi capitani della Marina Veneta, induce il Senato ad adottare i galeotti al servizio a remo, di piegare cioè la forza dei rei a remo nelle galere. Prima di quella data erano usati dei veneziani, dei coscritti, per realizzare questo lavoro estremamente ingrato, e tutti facevano qualsiasi cosa per poter evitare il servizio a remo, pagavano degli altri perché andassero al loro posto. E invece Cristoforo Canal decide che a Venezia si faccia quanto già stavano facendo lo Stato Pontificio o la Spagna, cioè i rei condannati al carcere, anziché dover scontare la loro pena fra quattro mura con spese anche per la Repubblica, bene, servissero la Repubblica al remo delle galere. Ma molti venivano dalla terraferma e quindi non conoscevano, non avevano mai visto il mare, non sapevano neanche come muoversi in una barca. Ecco quindi che si utilizzarono due fuste, una delle quali per secoli restò sempre ormeggiata davanti al simbolo del potere, cioè al Palazzo Ducale. Erano due fuste
Il nome deriva dal tipo di imbarcazione, che avevano un telone, perché dovevano coprire dai rigori invernali questi condannati e dovevano insegnare ai condannati a remare e a comportarsi all'interno di una nave e ad adattarsi alla dura vita di mare. Ecco, vedete, questa immagine noi l'abbiamo vista in tutte le stampe del Settecento, in tutte le incisioni, in tutti i quadri. E questa è la nave della colpa, è la nave dei galeotti, dove questi rei cominciavano a scontare la loro pena imparando il servizio al remo. Ma attenzione, questa pena cominciava solo nel momento in cui diventavano effettivamente utili alla Repubblica, nel momento in cui si imbarcavano nelle galere. Quindi in questa nave trascorrevano il tempo in una sorta di limbo che non veniva detratto dal tempo della pena. E poi dovevano prolungare il loro soggiorno sulle navi a servizio al remo per risarcire anche la Repubblica dei costi del loro mantenimento. Questa è un'isola, l'isola di San Servolo. Bene, mentre i condannati erano addestrati a remo nella fusta, i mozzi nel Settecento furono tenuti ed educati nell'isola di San Servolo. Ma torniamo al nostro momento di emergenza. 1528, quando cominciano, inizio del 500, metà del 500, quando si comincia ad adottare queste misure per utilizzare i rei o gli sfaccendati al servizio della Repubblica. Nel 1528, vi dicevo, Rialto, San Marco sono pieni di mendicanti che supplicano di avere del pane e che alla mattina si ritrovano morti dopo stremati dai rigori invernali e stremati anche dalla fame. E allora che cosa fa il magistrato alla sanità? Certo, provvede per rimuovere e cacciare quegli stranieri, ma anche i veneziani, i poveri veneziani, versano in condizioni insostenibili. E quindi nel 1529 ecco che si istituisce un nuovo sistema di assistenza. Prima c'erano gli ospizi, la carità cristiana, e invece a Venezia si organizzano le fraterne. I poveri sono dei fratelli, dei fratres bisognosi, dei fratres più meno dotati e molto più sfortunati. E quindi per ogni contrada si ordina che il piovano venga affiancato da 2 nobili e un cittadino e creino un comitato di emergenza per raccogliere delle elemosine e per fare in modo che i fratres, i poveri della contrada, vengano assistiti, vengano soccorsi. Poi il numero dei 2 nobili, un cittadino e un artigiano, verrà moltiplicato a 2 nobili, 2 artigiani, 2 cittadini. Ma è importante perché questi nuclei assistenziali fanno capo al piovano, ma il piovano non ha il diritto di decidere, di votare. Ha il dovere di coordinare, di esserci, ha il dovere nelle sue prediche, ad esempio, di citare quei ricchi della contrada che non contribuiscono con nessuna donazione e ha quindi il dovere di essere il riferimento per la raccolta delle elemosine, che saranno poi distribuite per assistere i poveri, ma sono poveri dei quali si conosce il domicilio e quindi verranno assistiti anche malati e impotenti con cure mediche, purché siano domiciliati a Venezia. Non solo, ma viene istituita una fraterna, la fraterna di Sant'Antonin, perché appunto si trova a Sant'Antonin, nella parrocchia di Sant'Antonin, vicino ai Greci, c'è ancora la zona. E questa fraterna ha il compito di distribuire le medicine gratis, purché i poveri si presentino muniti di 2 documenti: la fede di povertà del suo piovano e la fede di sanità, o meglio in questo caso la ricetta del medico della fraterna.
Le fraterne forniscono anche il servizio medico. Non solo, ma le fraterne si dovranno far carico anche di seppellire i morti, e questa è una funzione molto importante perché consente il controllo del tipo di morti e consente che non vengano sepolti in posti dove non vanno bene, quindi c'è anche il controllo del tipo di morte. In pratica questo sistema delle fraterne non fa che creare una nuova organizzazione politica e sanitaria di una carità che era stata fino allora solo patrimonio della Chiesa cattolica. Questa è l'immagine che ci fornisce il Grevenbroich, la intitola Miserie sollevate e adesso vi faccio vedere il particolare. Appunto, questi sono due poveri che stanno aspettando a Sant'Antonin che si affacci il responsabile della fraterna, che come vedete porge le medicine avendo controllato la fede di povertà del piovano e la prescrizione del medico. Ma in questa disciplina che nasce nel 1528 e 29 sono contemplati anche alcuni poveri speciali. Quasi tutti i poveri veneziani dovevano essere muniti di un bollettone per poter mendicare, ma vi era una fascia di poveri, quelli vergognosi, che si vergognavano di questo nuovo stato, perché erano delle persone agiate, che per rovesci, per emergenze epidemiche o per investimenti sbagliati, erano precipitati in una condizione di assoluta povertà. Bene, a questi poveri andava riconosciuto il diritto di vergognarsi e quindi potevano mendicare a volto coperto, vedete, coperti da un lungo velo, ma ovviamente anch'essi muniti di un permesso di sanità che in questo caso diceva che potevano andare coperti a ricevere le donazioni e la carità cristiana. Questo periodo di epidemie vennero create anche delle istituzioni come l'ospedaletto e soprattutto per i poveri nacque l'ospedale di San Lazzaro e Mendicanti e nacque con le risorse economiche del vecchio ospedale di San Lazzaro, perché la lebbra era scomparsa dall'Europa e era scomparsa da Venezia e quindi ecco che il Senato dirottò i finanziamenti che erano stati dati e tutti i lasciti che erano stati fatti per l'antico lebbrosario, lo dirottò per cercare di risolvere la nuova malattia che vessava Venezia, cioè quella della mendicità. Ma nelle ottiche del magistrato alla sanità si faceva largo anche una nuova problematica, non tanto e non solo quella della mortalità per le epidemie, che dal 1630 non tornano più a Venezia, perché sarà l'ultima peste, quella del 1630, ma un altro problema, quella di ripopolare la città. E si era rilevato un grande nemico nei confronti di questa nuova strategia dei provveditori della sanità, che avevano creato dei corsi per levatrici, per cercare di creare una cultura nelle donne, che altre non erano che delle vedove, che avevano avuto tanti figli e che quindi andavano a aiutare le altre donne a partorire. Bene, questo problema che ostacolava il ripopolamento di Venezia, falcidiata dalle epidemie, era la mortalità neonatale. E ecco quindi che si cerca di istruire le levatrici, perché si pensa che sia la loro ignoranza, perché non conoscono la medicina, ma in realtà loro hanno la pratica del levare e del far nascere. E quindi si focalizza la ripresa a latere di un discorso, di un ultimo patto che Venezia aveva fatto con il sacro, e cioè con la Madonna, dedicandole la Chiesa della Salute. Nel gruppo marmoreo di Giusto Lecour noi abbiamo il messaggio della comunità veneziana che aveva supplicato la Vergine di liberarla dalla peste, vedete sulla destra
la peste è una vecchia lacera, una strega quasi, no? Che viene cacciata da un putto, e Venezia a sinistra è una giovane in età riproduttiva. E quindi la giovane chiede alla Madonna, cioè Venezia, alla Madonna con il suo bimbo, quindi che si è realizzata nella sua maternità, di salvare la città. Ma in realtà è la Venezia che attinge al femminino come la capacità riproduttrice e che cercherà appunto di monitorare sempre di più quella che è la sua vera risorsa per la ripresa demografica. La vera risorsa della città, che ormai si sta liberando dall'aggressione della peste grazie alla sua organizzazione sanitaria, sarà una ripresa dovuta al potere riproduttivo delle sue donne. E ecco quindi che il magistrato comincia a stabilire di osservare il numero dei nati, il numero dei morti, cercherà di focalizzare il perché molti bimbi muoiano, perché di contrastare per esempio la mortalità neonatale dicendo che non vengano portati al fonte battesimale appena nati, ma che si aspettino anche dei climi più confacenti alla sopravvivenza dei bambini che per i rigori invernali potevano morire. E quindi davanti alla basilica che venne dedicata dal Senato al Redentore durante la peste del 1576, dopo la peste del 1630 sarà dedicata la Basilica della Salute con quel bel gruppo marmoreo che diventa un po' la testimonianza di quella che sarà la strategia sanitaria di ripresa demografica dei provveditori alla sanità. E non a caso queste due basiliche sono proprio vis-à-vis, cioè di fronte alla sede del Magistrato alla Sanità. Il Magistrato alla Sanità era stato collocato, ecco queste sono le immagini, scusate, delle levatrici, e quindi queste sono tutte le discipline che aveva adottato il Magistrato alla Sanità per creare un registro giornaliero dei nati, dei battesimi, stabilendo che fosse fatto il conto mensile per verificare l'andamento della natalità. E nel 1760 il magistrato decise che venisse fatto il censimento quinquennale di tutti i nati e di tutti i morti. Questi censimenti venivano pubblicati, vedete, davano il resoconto contrada per contrada di tutti i nati e di tutti i morti. E questo era un modo per monitorare la popolazione. Nel 1700 ormai la peste non aveva più fatto la sua ricomparsa a Venezia, anche se continuava a comparire in tutto l'Occidente, soprattutto nel Mediterraneo e nell'Africa e nell'Oriente, ma il Magistrato della Sanità comincia a creare una nuova strategia, cioè una strategia proprio per la difesa della popolazione e per la ripresa demografica. Siamo in una cultura illuministica e il Muratori scrive del governo della peste, trattato di Antonio Muratori. Per i Muratori il principe illuminato dovrà provvedere al benessere del suo popolo, a contrastare la peste, insomma, in parole povere, il principe illuminato dovrà fare quello che Venezia da secoli stava facendo. E lo stava facendo grazie a questo magistrato alla sanità che era ubicato proprio qui, vedete, di fronte al Redentore, di fronte alla salute. Questa triangolazione di questi tre punti segnava un simbolico cordone sanitario che si prospettava davanti al mare, davanti all'Adriatico, per bloccare quelle che erano le aggressioni della peste. Ma dalle aggressioni esterne si era certamente guardato, non era riuscito dopo la caduta a guardarsi dalle aggressioni dei francesi che demolirono il magistrato alla sanità, sapendo bene che in quell'edificio
vi era stata la culla della civiltà sanitaria che aveva imposto ai governi e alle nazioni delle misure che avevano anticipato le odierne organizzazioni mondiali della sanità. Grazie. Hanno distrutto un edificio, ma non hanno distrutto le testimonianze che restano in archivio di Stato, che fortunatamente ho in gran parte pubblicato e che sono tutte da esplorare per capire quale fu la grandezza di questa civiltà che riuscì a bloccare le pandemie grazie all'osservazione, al pragmatismo e soprattutto all'umiltà di misurarsi con qualche cosa che non conosceva, che percepiva essere molto più grande di lei, ma che comunque riuscì a contrastare. Grazie.